Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 133. Vedete a fianco a me Roberta Alberti e Rino Soria, che saluto affettuosamente. Buonasera. Salve, buonasera. Quindi stasera una di quelle puntate che mi piacciono molto, cioè insieme ad altri redattori di Officina Mediterranea, perché io ricordo sempre quando è nata questa televisione, quando è nato questo canale veramente, noi facevamo le discussioni e si diceva saremo tutti un'unica grande struttura, ed io penso di dimostrare che le cose stanno così, perché la mia trasmissione è sempre aperta agli altri redattori che danno sempre un contributo importante al mio lavoro. E stasera ho due redattori di primissimo piano e adesso vedrete dopo lo stacchetto che ci fideremo di fare. Allora io invito Donato a mandare la sigla per poi iniziare la trasmissione vera e propria, per poi entrare negli argomenti della serata. Vai Donato. Allora Roberta, tu hai amato moltissimo tuo fratello e anche questa trasmissione è dovuta al tuo impegno nel mantenere vivo il suo ricordo e ci aiuti a conoscere il lavoro di tuo fratello. Prima di dedicarci al libro Il petrolio di Alarico, che credo sia stato l'ultimo in assoluto di tuo fratello, che mi sembra hai curato tu come pubblicazione, vorrei parlare un po' anche di te, del tuo lavoro poetico. Noi ci siamo conosciuti in una manifestazione di poesia molto ben riuscita, tra l'altro, e io mi ero ripromesso già in quell'occasione di farti leggere almeno una poesia nella mia trasmissione. Stasera abbiamo questa possibilità. E cominciamo con una poesia contro la guerra, perché come tu ben sai, io accanto alle trasmissioni normali sto alternando una serie di trasmissioni contro tutte le guerre, senza nessuna distinzione. Tutte le guerre a noi non piacciono, anzi veramente ci fanno proprio ribrezzo, no? E allora io ti invito a dare il tuo piccolo contributo, piccolo come tempo, sia ben chiaro, non come importanza, anche a questo lavoro che stiamo facendo con la storia e memoria. Che poesia ci leggi?
Rinascita. Benissimo. La pace può nascere come nasce un fiore. Segui i semi che svolazzano al vento, attecchiscono sull'asfalto e sul freddo cemento, tra le fissure e nell'ardente deserto. Un bel mattino troverai un gelsomino fra le mattonelle del tuo giardino. Sboccerà il miglio nel tuo giardino. Di colori e profumi ti devi inebriare, questa è la terra che devi amare. Un fiore campestre da non calpestare, da non sradicare. Come un fiore selvatico rinasci, umanità, e la pace ti sosterrà. Bravissima Roberta. Hai letto questa poesia veramente come si devono leggere le poesie. Le poesie vanno declamate. L'autore deve declamare. La poesia ce l'hai fatta arrivare veramente fin dentro al nostro cuore. Grazie. Grazie a voi. Adesso io passo a Rino. Allora, Rino, innanzitutto parlaci un po' di te, perché i miei spettatori forse non tutti ti conoscono. Io sono direttore di una compagnia teatrale, l'Accademia della Fantasia, e da un po' di tempo collaboriamo, insomma, con Officina Mediterranea, ormai un anno, e, e perché tramite questi canali appunto riusciamo a portare, ecco, la nostra arte oltre i soliti confini del palco, quindi grazie a Donato, insomma, che ci dà molte opportunità. Abbiamo partecipato a più iniziative, oltre a portare un testo recitato, abbiamo anche declamato molte delle poesie eh, di Roberta proprio a Matera, quando siamo conosciuti a Matera, con Nunzia, mia moglie, che gestisce con me le attività di questa associazione che abbiamo. Quindi noi cerchiamo di allargare, non rimanere appunto nei limiti del teatro, ma allargandoci appunto a tutto ciò che offre la materia recitativa, e qui in Officina Mediterranea, insomma, abbiamo trovato terreno fertile. Tieni presente una cosa, Rino, che quando tu reciti dei testi in una trasmissione di Officina Mediterranea, tu poi quella trasmissione te la puoi scaricare, la puoi mettere su YouTube, cioè diventa veramente diventa uno strumento per far circolare il tuo lavoro, ma molto più di quanto tu puoi immaginare, perché poi la puoi inviare a tanti siti, a tanti gruppi che si occupano di teatro, cioè puoi andare molto al di fuori dei confini della semplice manifestazione. Certo, 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 Sì. assolutamente. Infatti, con molti ci siamo anche conosciuti tramite questo canale. Qualcuno è venuto anche a vederci, quindi Vedi, no, se è accaduto. internet, se si sfrutta bene, dà importanti Sì, sì, risultati. è vero. Va bene, ti volevo mettere un po' a tuo agio facendoti parlare, ma penso che non ne hai bisogno, perché mi No, ma sembra che ce n'è sempre bisogno, perché non è vero. mi sembra che sei abbastanza padrone della scena. Senti, questo libro del fratello di Roberta ti ha toccato? Molto, molto. Fin da quando appunto lo lessi, poi ne parlai con Roberta, insomma, di quanto mi era piaciuto, insomma, mi aveva toccato sotto molti punti di vista, quindi per la storia certamente, ma il modo in cui è raccontata, ecco, ti fa entrare nella scena, ecco. Io in alcuni tratti l'ho trovato teatrale e quindi cioè, mi ha fatto proprio entrare nelle vicende. Chiaro, è una storia distopica, ma che parla molto di noi, quindi, e coglie bene il punto su molti aspetti, appunto, dell'umanità in generale e del nostro tempo in particolare.
Sì, certo, sembra, a leggerlo superficialmente e velocemente sembra un romanzo di fantascienza, ma in realtà è anche un romanzo surreale, è anche un romanzo sul nostro mondo di oggi, sulle disfunzioni, sulle contraddizioni del nostro mondo di oggi. Comunque, noi lo accogliamo pienamente in una trasmissione di storia, anche se ci auguriamo che quelle cose che vengono dette nel libro non succedano mai. Però, senti, allora tu hai scelto dei brani? Sì, sì, ho scelto dei brani del libro. Se vuoi possiamo anche cominciare con un brano che avrei scelto in lettura, insomma, Sì, sì, per d'accordo. introdurre, insomma, nella materia. Io, diciamo che per cominciare ho scelto proprio l'inizio del libro, proprio anche per far Sì, capire come dire, il contesto, ecco, storico-distopico nel quale ci muoviamo. Mi ha colpito, insomma, perché effettivamente è una narrazione, ma a me è arrivata quasi come un monito. Allora, se posso parto con l'inizio, ecco, l'inizio proprio del primo capitolo, che è La donna che non c'è. Quando si ama solo se stessi, si finisce per uccidere tutto ciò che ci circonda. E tutto ciò che ci circonda, una volta reso inanime, non può fare a meno di ucciderci. L'asse terrestre aveva leggermente ripiegato verso destra, ritornando verso lo zenit. Per le terre e i mari di tutto l'emisfero nord iniziava una stagione intermedia, l'autunno. A partire dalla Groenlandia e poi man mano verso l'Islanda, le isobare andavano formandosi in un vasto e lungo quadrante fin verso il Mediterraneo, dove le linee ideali dei punti di pari pressione venivano ricacciate continuamente a nord dall'anticiclone delle Azzorre. Era inutile anche il continuo formarsi di perturbazioni atlantiche che, appena nate e non ancora forti, si infrangevano sdegnate contro il medesimo poderoso muro calorico. Nel bacino del Mediterraneo veniva così a instaurarsi uno strano prolungamento dell'estate e un caldo sole ormai usuale irradiava un clima piacevole dalla Grecia fino all'est della Spagna, passando per lo stivale. Insomma, su quella specie di stivale che conosciamo col nome di Italia. Anche a nord-est non erano sintomi dei primi rigori dell'autunno come avveniva ormai da millenni negli anni precedenti, neanche a San Pietroburgo, che solo qualche anno prima, in questo stesso preciso periodo, aveva visto imbiancare di neve i tetti dei propri edifici già per la seconda volta. Tutto questo era dovuto all'inarrestabile riscaldamento del pianeta, sì, insomma degli stessi umani che abitavano la Terra. L'emissione continua di anidride carbonica, dovuto principalmente all'utilizzo di combustibili fossili, pur tuttavia in diminuzione dalla fine degli anni 10 del XXI secolo, stava rendendo la Terra un pianeta problematico alla sopravvivenza di parecchie specie. Questo piacevole clima dell'Europa meridionale, prima di essere completamente spazzato via da un misero inverno, in questa stagione era sotto attacco da continue incursioni di bombe d'acqua e missili di grandine, ormai più che frequenti lungo i numerosi litorali di tutto il Mare Nostro. quindi in questa Un po' che si... situazione di clima impazzito, però anche la società impazzisce. Certo. Anche la società impazzisce e questo è il bello di questo libro, perché le descrizioni geografiche e ambientali sembrano quasi essere un preludio alle condizioni umane che sembrano proprio riflettere, quindi essere influenzate dalla geografia, dall'ambiente esterno, non capendo mai se quelle sono una conseguenza, o meglio, sono una conseguenza che però ci torna e di conseguenza ci influenza. Sì. Allora, questo è Allora quello che io abbiamo, ho colto. ma penso ovviamente che realisticamente questa fosse anche l'intenzione dell'autore, Certo. di giocare in questo terribile ping pong. Abbiamo introdotto il clima del libro. Sì. Vai avanti.
Allora, guarda, io ti proseguo proprio perché ne abbiamo parlato. Sullo sfondo di questo clima, quello che ecco, succede ancora da un punto di vista generale al mondo, alle nazioni. Quindi il clima piacevole induceva alla calma degli animi, ma era ripetutamente scosso al pari della meteorologia da inspiegabili, continui, improvvisi e violenti disordini degli abitanti. La Russia aveva rioccupato le repubbliche baltiche. Gli imprenditori della Germania Ovest finanziavano disordini per la riseparazione dalla ex DDR. In Francia, le lontane periferie rivendicavano più potere rispetto a Parigi. Riesplodevano i disordini e le banlieue in fiamme provocate soprattutto da un'ondata xenofoba della destra. In Spagna la Catalogna aveva dichiarato l'indipendenza col consenso di Madrid e la Scozia si era rassegnata a rimanere nella Repubblica Unita di Gran Bretagna, da anni orfana di regnanti capaci. Ecco, proprio in questo secondo tratto che è a seguire quello precedente, il disordine meteorologico, ecco, che ritorna come disordine, ecco, nell'area politica della diciamo, realtà distopica che l'autore presenta come sfondo all'azione. Diventa disordine sociale. E in Italia che succede in Italia? In Italia succedono un po' di cose, però io non sono sceso nello specifico per non poi svelare il tutto. In realtà mi sono concentrato su altri aspetti. Se vuoi che andiamo avanti adesso con questi aspetti, perché in Italia, succede, la spieghiamo, non la leggiamo. Anche qui, come sempre, come tutte le nazioni appunto hanno mostrato i loro difetti storici, anche da noi c'è un grosso difetto, un'area separatista, insomma, che attraversa tutto il paese, ognuno con le sue motivazioni, ma stavolta pare proprio condiviso. Quindi è bello perché l'autore ce lo farà conoscere poco alla volta, quindi da un semplice, diciamo, separatismo più generale, va nord-sud, poi si scenderà via via nel libro, non voglio svelare, ma ha un separatismo che arriva quasi a regione per regione, città per città, quartiere per quartiere, insomma, in una corsa a un egoismo sfrenato, insomma, nel sentirsi sempre diverso, migliore, superiore a quello che ti sta vicino. Questo è molto bello nel libro, è una salita, in realtà è una discesa separatista, ma è una salita di egoismo, diciamo, da parte di chi continua a non sentirsi mai abbastanza uguale in una comunità. Questa ondata separatista raggiunge estremi inimmaginabili. Assolutamente, assolutamente. Poi c'è la storia di come viene svolta, ma quello che mi piaceva appunto è proprio questo fatto che si parte, diciamo, da una semplice separazione, volontà di separazione, insomma, nord-sud, per arrivare poi proprio a interessi veramente di quartiere, per non dire quasi personali. Cioè, un altro po' si arriva a mettere le frontiere col vicino di casa perché vengo comunque prima io, cioè in una follia indipendente, Sì, andando sì. contro quella che poi è la socialità umana, mio modo di vedere. Questo è molto profondo, Rino. Questo è molto profondo come fatto, perché significa che quando si innescano dei meccanismi di egoismo non si sa l'uomo a cosa può arrivare. Perciò questa lettura che è romanzata, va bene, è distopica in un mondo, però non è distante. Io non la sento così distante, capisci? Sì. Purtroppo da determinate cose a cui oggi assistiamo quasi increduli. Io a volte resto incredulo, però insomma, l'autore non era andato molto lontano, ecco. Sì. Vai, successivo pezzo. Allora, il successivo pezzo del libro, allora, oltre appunto alla storia particolare, l'autore ogni tanto mette alcune critiche, alcuni spunti di riflessione, ecco, ognuno ci veda quello che vuole,
che mi sono piaciuti. Allora io questo secondo spunto l'ho intitolato proprio come inizia, che abbiamo sbagliato mestiere, perché è una sorta di critica dell'informazione, che è un altro, secondo me, degli aspetti su cui l'autore, diciamo, mi ha colpito. Non voglio dire, non voglio dare valori di merito, mi ha molto colpito. E allora la faccio tutta perché da questa, diciamo, critica poi si va in con una dimensione più umana. Allora leggo questo secondo intervento. Che abbiano, non che abbiamo, che abbiano sbagliato mestiere? Tutti i mestieri ormai si fanno bene per vendere la propria competenza al miglior diavolo che ti propone un contratto milionario con case editrici, televisione. Fanno soldi a palate per raccontarci cazzate, fino a costruirlo un mondo di menzogne, un mondo che non ha speranze, come se non bastassimo noi. Certo, lo facciamo più velocemente, protetti dalla loro cortina, ove è stampato un mondo di sogni. Solo durante i totalitarismi la stampa era asservita peggio di così, per paura o convinzioni errate, cose nobili rispetto a oggi, ora lo sono solo per il denaro. Per questo sono i più colpevoli del degrado, per il ruolo che la nostra organizzazione sociale gli ha assegnato e che non svolgono. Sono i più colpevoli della fine del mondo, sì, della morte, perché la menzogna, e non lo dice solo il Vangelo, è morte e la verità è vita. E noi siamo uomini d'affari, come faceva dire Dickens a Mr. Lorry 200 anni fa. A noi dovrebbero incalzarci, rivoltarci, starci col fiato sul collo. Invece ci incoraggiano a perseguire le nostre atrocità con fuochi dissuasori e bersagli evasivi. Basta mettergli le figlie o le mogli all'università, confezionando e calibrando loro ad hoc una cattedra in stronzologia applicata. E se Jennifer diventasse come me? Dio mio, preservala. Anche lei ha imparato a dimenticare ciò che ha mangiato ieri. E se assomigliasse a Serena? No, Dio alla madre no. Ad una quarantenne ancora a caccia di giovani stalloni. Dio che genitori. Spero che non assomigli a nessuno di due, anche se la vorrei abile come me, ma non troppo. È l'unica cosa che amo e non so ancora cosa voglio per lei. Amo? Io? Amo? Ancora? E cos'è l'amore? Non c'è più nessuno che ami oggi. Prima c'era una donna, un amore assoluto per tutta la vita. Quando avevo i calzoni corti era veramente così. Ma oggi esiste ancora l'amore? Eh no, non esiste. No, non esiste. Provo per esprimermi, ma non esiste più neanche l'amore è tutto un continuo e ripetitivo piacere condito di parole vuote. Sì, l'amore non esiste, non c'è. Era un'illusione dei romantici, punto. C'era quando ci si vergognava di dire ti amo. Oggi, senza un perché, ecco, ti amo lo diciamo anche alla donna di una notte. Mi fermo perché mi è piaciuta una grande accusa alla stampa, insomma, l'informazione in questo mondo distopico, in questo mondo distopico, asservita al potere, che al posto appunto di incalzarlo, lui è un imprenditore che ha parlato e ci dice, al posto di dovrebbero controllarci, starci addosso, chiederci il conto delle nostre azioni, invece ci creano le migliori condizioni per agire. E poi va anche sulla propria dimensione personale, guardando a cosa, diciamo, poi, appunto, va bene, qui in questo mondo distopico il potere mira, e quindi ha fatto prima la critica a chi glielo consente, poi anche qui si sta lentamente rendendo conto, insomma, delle proprie azioni, quando, resosi conto, insomma, che il mondo che lui sta costruendo lo lascerà a una figlia, in questo caso, e se che mondo gli lascio? Le lascio, scusi. Che uomo sono io oggi? Cosa diventerà questa ragazza? Ecco, qui comincia a entrare un attimo di dubbio
ecco, sulle nefandezze che in questo sistema il potere, ben sorretto da un'informazione asservita, riesce a compiere, ecco, ai danni. Sempre nel mondo distopico, sempre qua, no? Precisiamo, Lorino, stiamo parlando di un mondo inventato di sana pianta. È veramente una misura di racconto che l'autore proprio bella, utilizzo il suo termine, ad hoc. Sì, ma è feroce, alcune volte è feroce, Sì, 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 Comunque sì. stiamo avendo molte domande, io non rispondo e non risponderò perché non voglio interrompere la narrazione. Noi stiamo anche cercando di narrare una storia, che è una storia abbastanza lunga e diciamo che siamo più o meno, ci stiamo avviando velocemente, ma il tempo ci vuole, quindi alle domande si risponderà dopo per iscritto. Vai, Rino. Allora, andiamo avanti in un altro momento, quindi abbiamo capito di muoverci in questo mondo distopico che per interessi e per denaro ha un po' distrutto le condizioni ambientali in cui dovremmo vivere, sempre qua, sempre nel mondo distopico, non è da noi, ben sorretto da un'informazione, diciamo, servile che al posto di fermare incoraggia e tutto va come deve andare. Il libro si muove, tornando sempre in Italia, un po' anche in giro per il mondo. C'è una vicenda che avviene a Londra, infatti l'inizio del quarto capitolo è a Londra e in circolo per il mondo, perché insomma le decisioni vengono prese un po' per tutta Europa e mi piace come ha iniziato l'autore, sempre nel concetto che ho detto prima. Prima abbiamo visto la descrizione, diciamo, dell'ambiente in generale e quindi del movimento delle nazioni in generale. Qui il concetto è lo stesso, quindi partiamo da una descrizione ambientale per poi scendere, vedere quanto questo ambiente è nella vita di questa persona, però lo collochiamo in un posto preciso, quindi a Londra e un altro, diciamo, imprenditore di quelle parti. Allora, a Londra è in circolo per il mondo. All'interno di una cellula ottagonale, verso la sommità del palazzo di vetro del Canary Wharf Tower, che svetta sobria e massiccia su un oscuro ma brillante Tamigi, così, troneggiando pigra non solo su tutto il Docklands, ma erigendosi rassicurante su tutta la finanza della City, Matteo chiude la conversazione con Leo per rispondere al cellulare. E gli viene un'idea. Per questo rifiuta la chiamata del suo smartphone, posizionandolo sulla modalità occupato, per avere il tempo di pensare a un'azione concreta che lo sta parecchio allettando. Insieme a una ragazza che dalle rive del fiume osserva ansiosa quella cellula, chiedendosi a più riprese perché quel telefonino è ancora occupato a quell'ora, insieme alle sue probabili ansie, dunque salgono i riverberi galattici del Tamigi, in milioni di gemme di luce riflessa che illuminano il suolo e risalgono i minuscoli edifici di Londra. La luna, nonostante le 1000 luminarie e le altre diavolerie degli uomini, è ancora la miglior fonte di luce notturna per l'altissimo attico di Matteo. Meno romantica di un tempo, con un profilo moderno, anche lei, in un ostentato ossesso di modernità e sensualità, rimane però ineluttabilmente l'unica lanterna per le vette dei grattacieli. Quella luce entra di sbieco seducendolo, più di quel numero telefonico. Entra da tutta la vetrata ovest dove Matteo è disteso su un materassino ginnico, con accanto una bottiglia di ottimo barbaro. Ormai scalzo, ma col vestito della domenica ancora addosso, disteso e con la testa infossata in un mega canguro soffice, grandezza naturale, che domani regalerà a Wendy, la piccina della super maggiorata del piano di sotto. Quella terribile bambina, figlia di quella prorompente estetista cui ha dato una mano lo scorso inverno, lasciandole abitare gratis un mini appartamento che teneva per gli ospiti. Wendy, madre, gli tiene compagnia nelle serate malinconiche
quando non sta con gli amici e non rimedia niente su internet. Il materassino ha la grandezza di un tappeto ed è soffice soffice, così come il canguro. Ed è un piacere fondarci la nuca. Bene. Anche qui, come ho detto prima di leggere, mi piace questo passaggio dalla malinconia del luogo nel quale esiste però la Luna. Beh, la Luna è fonte di ispirazione, suppongo per tutti, soprattutto per i poeti. Roberto, tu ti ispiri alla Luna? Sì, Chi come di non noi non ha fa scritto qualcosa? una poesia alla Qualcosa luna. alla Luna l'abbiamo scritta tutti. Sì. Perché qui, ecco, viene fuori l'animo poetico dell'autore, perché questa luna che resiste, io l'ho vista in questo modo, ehm, deve sì illuminare gli attici, ha anche una funzione utilitaristica, ok? È l'occhio del manager che la sta guardando, ma inevitabilmente c'è un passaggio, lo seduce più del numero del telefonino, ha ancora un potere seducente, nonostante questo mondo così pieno di luci e anche pieno di problemi nel libro, ma lei riesce ancora a fare il suo dovere. E poi, quasi come se ci fosse un passaggio di questa luna, come se divenisse un occhio di bue sulla sua vita, così soffice ma anche così sola, non lo so, mi ha ispirato la stessa malinconia del luogo. Quindi è come se quella luna, ecco, l'avesse riportato un attimo fuori, prima ecco, della malinconia della sua vita, che adesso abbiamo semplicemente accennato, però già ne dava, ecco, un senso un po' di solitudine, ecco, diciamo così. Lino, io lascio a te continuare. Bene, allora continuo, sto andando per pezzi, senza, ripeto, voler svelare troppo, però mi fermo sui momenti, su alcuni momenti del libro che, diciamo, toccano, quindi fanno capire più che la storia, ehm, la vita dei personaggi all'interno della storia. E, abbiamo detto, insomma, la vicenda si svolge in parecchie parti del mondo, ci si ritrova anche eh, non voglio dire nel male, ma nell'organizzazione di nuovi piani non previsti, ci si ritrova anche come famiglia che e si ricuce un rapporto, non si ricuce, ci si deve avere a che fare, nonostante non sia stati capaci di avere a che fare come familiari. Eppure invece davanti a un progetto che non muove proprio nelle migliori intenzioni, invece ci si ritrova. Allora ecco che uno spiraglio, la tremenda, diciamo, ehm, trama, il tremendo risultato che si cerca di ottenere, che si vuole ottenere, per il quale ci si è addirittura rincontrati, talvolta cede a quel vecchio sentimento che non si è riusciti a vivere invece in una condizione precedente. Allora, fuori contesto, ma in questo contesto, ma senza scendere di più nello specifico, una telefonata sul finale tra padre e figlio, il finale di una telefonata e poi il ritorno alle vite con il magone del risultato di questa telefonata. Il giovane ha comunicato quanto doveva, ha raggiunto il fine di quella telefonata mai fatta, richiestagli da improrogabili necessità, dai suoi sentimenti più puri. Il Nord sta morendo, papà. Le donne non riescono a partorire e molte muoiono di cesareo insieme alle nuove vite. Succederà presto anche al Sud. Ho visto i grafici che circolano sulle web BBC, criptati dal governo italiano. Erode, così è chiamata l'oscura patologia, si sta espandendo
verso il centro Italia velocemente, puntando a sud, come una lingua di sole lecca l'ombra delle nuvole in un pomeriggio di primavera. Sì, Chiara aspetta una bambina da Calderone. Se nasce si chiamerà Eva, ma non vuole nascere. Non vuole nascere, sta uccidendo la madre e io non sono felice. Ciao, pa, è meglio la vita, ti giuro, anche una sciagurata e viziosa come la mia. Ciao, pa. Subito dopo aver spento la connessione, soffocando, la dolce donna seco le sussurra tremante: ti voglio bene, tanto, da questo momento come un fratello. I due si stringono in una morsa indissolubile, come un vortice compatto, abbandonano quel mondo per entrare nel loro universo ad personam. Si abbandonano contro la vetrata, consapevoli che quel mondo distratto oltre loro non si accorgerà mai del loro abbandono a se stessi. Un codice vocale di Matteo pone fine all'alimentazione elettrica dell'appartamento, sigillandolo completamente, e così muore col mondo estero anche il multischermo in 3D. In 3D. Matteo, pronto? All'assenza di suoni, Capitani risponde con tutta la delusione del suo inerme silenzio, delusione difficile a passare. Ritornando alle macchine, esibisce quel ritratto di delusione in uno sguardo affranto. I suoi amici comprendono fulmineamente lo stato d'animo del loro mentore. Solo Trivella, da buon luogotenente in campo, ha coraggio e facoltà di parola e la utilizza saggiamente per sdrammatizzare e chiudere la parentesi sgradevole che aveva gettato il gruppo dei fumatori in un silenzio d'attesa. Con uno sfogo guidato da un movimento della testa chiede: era tuo figlio? Io lo conoscevo, Matteo. Ma imprevedibilmente quel loquace e vecchio oratore aveva perso la facoltà di parlare. Come caduto in catalessi, salutò con un cenno e si rifugiò silenzioso e infreddolito in macchina. I fumatori, sorpresi da quell'inusuale comportamento, per quella sera non ebbero il solito caloroso commiato né ulteriori risposte ai loro diversi interrogativi. Spensero le cicche a turno del cilindro di terracotta esterno al locale e si accontentarono del saluto di Trivella, autista di quell'orso muto. Allora, Rino, mi piace molto il modo in cui tu hai deciso di procedere, non raccontando semplicemente la trama, ma prendendo questi passaggi emozionali che raccontano molto più della trama stessa. E vedo che i nostri ascoltatori stanno apprezzando. Però devo dire due cose. Non raccontiamo la trama, giustamente, io ti avevo dato carta bianca e quindi accetto perfettamente e condivido pienamente il tuo modo di procedere, perché altrimenti poi nessuno se lo legge questo libro se raccontiamo la trama. Allora io adesso chiedo a Roberta, se qualcuno vuole leggere il libro, se qualcuno si è incuriosito, cosa deve fare? Su internet lo trova Il petrolio d'Alarico. Su tutti, basta mettere il titolo e lo trova tranquillamente perché ho pubblicato e quindi gira, ecco. Benissimo, benissimo. Questa era un'informazione che dovevamo dare. E ritornando a Rino, sono d'accordo, procediamo così come hai deciso tu, però una domanda la stanno facendo diversi. Il titolo, perché questo titolo? Lo vogliamo svelare almeno questo? Io però girerei la domanda a Roberta, che è molto Sì, più sì, lucana di me. Lei è molto più lucana di me, secondo me ci lei la risposta. E il titolo Poi. certo, con piacere. Sul testo originale di Rocco c'erano tre titoli: L'isola che non c'è, La donna che non c'è e Il petrolio d'Alarico. Diciamo che alla fine ho scelto io Il petrolio d'Alarico perché in Basilicata noi abbiamo il petrolio e il testo parla del petrolio e di tutto ciò di positivo e negativo ha portato il petrolio nella nostra regione
e Alarico è il re gotico, che praticamente ha deturpato, ha tolto tutti gli ori a Roma con il saccheggio di Roma, e poi scendendo, ritornando nel suo paese, è morto in Calabria, dicono, anche se il testo riporta che è morto vicino a Potenza, diciamo, e questi ori, questi tesori di Alarico non si sono mai trovati. Quindi l'associazione di petrolio e Alarico è come proprio è l'oro nero, a noi è oro il petrolio, quindi come l'oro del re gotico, e quindi è questa storia che si intreccia tra passato, futuro, tra storia vecchia e nuova. Va bene, il titolo rappresenta perfettamente ciò che abbiamo detto fino ad ora. Si mescolano fantasia e realtà. Sì. E appunto il petrolio è una realtà e il tesoro di Alarico è una fantasia. Si sa probabilmente che questo tesoro è nascosto sotto il Busento, ma nessuno sa dove. Però diciamo anche, non vorrei svelare, vorrei mantenere la linea scelta da Rino, non vorrei svelare troppo, perché poi comunque il libro ha anche dei colpi di scena, ecco, diciamo così. Però in questo libro c'è la caccia a questo tesoro di Alarico, e lo vogliamo dire che questo tesoro nel libro viene trovato o lo vogliamo lasciare in sospeso? Decidete voi. Lo lasciamo in sospeso. Lo lasciamo in della sospeso. facoltà di non rispondere. Bellissimo, va bene così, va bene così. Rino, io ti posso, se c'è tempo, se c'è la possibilità, lasciare con un ultimo intervento, se volete, se no, se dobbiamo chiudere, chiudiamo, perché c'era una simpatica riflessione da parte di due personaggi diversi che, ecco, trovato o non trovato, arrivati o non arrivati, siamo però al culmine della realizzazione del piano. E allora è questo, è questa la verità a cui volevamo arrivare. C'è un simpatico capitolo che si chiama proprio, si intitola Dove sei verità? E a me piaceva, se vi va, leggere questa doppia riflessione. Io non la interrompo, cambio solo il personaggio, ok? Quindi passo dalla riflessione di uno che si interroga, finalmente oserei dire, su che cos'è, se ha veramente raggiunto la verità, e poi balzo sull'altro, che ha lo stesso ragionamento per quanto riguarda la sua, naturalmente, morale, colpa in quel momento, senso di colpa, il suo ragionamento di quel momento. Se vi va, mi sembra perfetto come pezzo conclusivo. Sì, ti è sembrato anche a me quando, quando l'ho scelto. Dunque, dove sei verità? La verità è nel tuo sguardo, pulito e senza trucco, nella tua bellezza morente. Dove eri finita, verità? Eri nel prato accanto alla casa in campagna, nell'infanzia, nella nostra infanzia, tra i rovi, quando coglievamo le more mature. Verità era leggere un libro di poesie con te, inoltrando il tramonto e poi la sera, contemplando i tuoi occhi infantili, puliti e imberbi e senza trucco. Ti scolpimmo nella terra dei calanchi, verità, e io t'ho cancellato dal mio cuore. Ti ho buttato tra le spine quando iniziai la scalata sociale e ti ho persa per sempre. Dove sei ora, verità? Dove eri caduta? Ti ho cercato una vita e ti ritrovo in questo letto d'ospedale, verità. Lei e te una sola cosa, verità. Non morire ora, torna da me, verità. Ti sentivo ogni mattina col canto del gallo, ti sentivo entrare col vento aprendo le imposte
penetravi attraversandomi con la primavera e l'autunno, spirito che permeavi e uscivi da me, ci avvolgevi in un insieme ai nostri cuori. Adesso, verità, sei solo in lei. Chiara, non morire, il tuo residuo, oh verità, è in lei. Dove sei, verità? Dove sei finita? A chi o cosa devo credere adesso? Ci siamo così irrimediabilmente disumanizzati che siamo pronti a venderci per un non nulla. Ci vendiamo, sì, ci vendiamo anche se un figlio sta per morire. Ebbene, siamo disposti a dar via tutti i nostri principi, la nostra anima e quella di coloro che ci hanno preceduto e financo le opportunità dei nostri posteri o discendenti per un pezzo di pane, pur di non arretrare di un minuscolo agio nella nostra misera esistenza. Neanche la morte di un figlio o la guerra ci fermano, pur di non rinunciare alla nostra innata venalità. Non sappiamo più cos'è l'orgoglio, la fermezza, un cuore impavido. Non ci spaventano neanche le tenebre o la condanna a morte dell'umanità. Una sola cosa temiamo di dover fare, la piccola e infinita distanza che ci separa dal coraggio civico. Dove sei, verità? Ti abbiamo persa nell'essere che determina la coscienza, nell'essere che continua a costruire cose che uccidono. Macchine, autovetture, armi, veleni, navi, sistemi finanziari incatenati che scrollano e fanno venir giù il mondo. Formule di uomini contro il pane di altri uomini, ma anche martelli, trapani. Ti abbiamo sepolta, verità, in sarcofagi di piombo, inabissata nelle profondità delle fosse oceaniche, svenduta per un po' di comodità, per una puttana, per una Mercedes, e ci diciamo menzogneri che ormai non possiamo farci più niente. Beh, qua ci vorrebbe un applauso che facciamo io e Roberta, ma penso che lo stanno facendo tutti a casa. Beh, grazie. Allora, spero di ricordare tutte le cose che vi devo dire. Rino, quando hai per le mani un testo che va in qualche modo bene nella mia trasmissione, devi solamente farmelo sapere ed io mi organizzo subito di conseguenza. Veramente mi era stato detto da persone comuni che ci conoscono a tutti e due, da amici comuni, che sei bravo, ma devo dire la realtà supera le cose che erano state dette. Alla fine, quando hai fatto quel cambio di voce, è stato da brividi, Sì. Grazie. Vero. Io cerco con, diciamo, l'arte teatrale, che insomma è quella che mi rappresenta di più, appunto, come dicevamo a inizio trasmissione, no? Di metterla poi al servizio, uscendo un po' fuori dai normali spazi e luoghi del teatro, e appunto grazie a Officina io ho modo di portare quest'arte, grazie anche a mia moglie che mi segue, a qualche attore che insomma sta cominciando a entrare in questi sistemi. Ecco, abbiamo messo un piede nella poesia, nella lettura e davanti a testi così pregnanti come sono le opere di questi due fratelli Alberti, di cui diciamo mi pregio di essere stato un interprete. È chiaro che insomma, testi del genere, anche come le poesie di Roberta che abbiamo letto a Matera, ti chiamano proprio, insomma, una certa, ti solleticano, come dire, entrano e insomma io spero poi di restituirle insomma, mettendoci del mio nell'esposizione, ecco, nel ridarle al pubblico. Comunque, come ti ho detto, considera la mia trasmissione a tua completa disposizione quando hai qualche materiale che va bene. Per quanto riguarda Roberta, abbiamo avuto un sacco di domande. A molte di queste domande io non potrò rispondere perché non posso materialmente rispondere, perché riguardano cose di tuo fratello che io non so. Quindi se ti prendi anche tu un po' questo piccolo, piacevolissimo incarico, questa piacevolissima incombenza di rispondere a quelli che chiedono notizie su tuo fratello, poi
Le domande le trovi tutte sotto alla trasmissione. Questo ti Con volevo, piacere, con ti piacere. volevo ricordare. Spero di avervi detto tutto quello che vi volevo dire. Comunque, in ogni caso penso che abbiamo fatto una bella trasmissione, ma vedo che stanno arrivando consensi veramente uno dietro l'altro. Ragazzi, vi ringrazio Posso molto. ringraziare? Scusa se ti interrompo, non voglio essere maleducata. Vorrei ringraziare entrambi di cuore, poi non vado oltre perché altrimenti mi emoziono, mi metto a piangere, quindi evitiamo, però vi ringrazio entrambi di cuore. Grazie. No, ma no, Grazie a te siamo per noi che questa... ringraziamo te per aver mantenuta viva la memoria di questo racconto. Anzi, forse avremmo dovuto parlare anche un poco di più di tuo fratello come No, autore, ma il tempo è quello che è, va bene così. no, Quello che abbiamo va fatto bene così. va bene. Non Va mancheranno altre benissimo. occasioni. Certo, grazie. Grazie anche Salutiamo, per la tua buonasera a emozione. tutti. Buonasera a tutti. Alla